A memoria non ho ricordi di una manifestazione di questo tipo, con così tanti trattori, con così tanta gente sabbionetana coinvolta nell'organizzazione di questo evento. Ci sono oggi qui in piazza una settantina di trattori, ci sono in piazza Ducale 25 stand alimentari di prodotti tipici locali e non. C'è organizzato un pranzo, sempre da parte della Proloco, nell'80° anniversario della sua fondazione, che ricorre proprio quest'anno. Non ci si aspettava un successo del genere, non ci si aspettava una partecipazione del genere e Sabbioneta ha risposto bene, i sabbionetani hanno risposto bene. Noi abbiamo organizzato tutto chiedendo l'appoggio di Coldiretti, nel senso che ci ha dato una mano a raccogliere un po' di agricoltori. Poi il passaparola ha fatto la sua parte e la maggior parte dei trattori sono di sabbionetani, oppure sono arrivati grazie alle conoscenze di sabbionetani che hanno raccolto amici, conoscenti, colleghi e siamo qua. Il 14 di gennaio del 1938 l'amministrazione provinciale di Mantova dava il via alla costituzione della Proloco di Sabbioneta. Sono passati esattamente 80 anni nei quali la Proloco ha dato un grande impulso alle attività di Sabbioneta. I primi anni furono abbastanza difficili, nel 1938, quindi solo un paio di anni dopo iniziava la guerra e quindi diciamo che per il primo decennio di attività è stato abbastanza ridotto. Poi però successivamente, specialmente dopo il 1965, quando la Proloco di Sabbioneta venne ricostituita, le attività diventarono sempre più numerose ed importanti per la città. Poi però nel corso dei decenni le attività non furono solamente culturali e turistiche, ma anche legate al territorio. Ebbene si inserisce questa manifestazione di oggi in questo quadro, quindi nelle attività della Proloco legate al territorio. Il mondo agricolo oggi riprende una antica tradizione che è quella appunto di invocare la protezione di Sant'Antonio. Noi chiediamo di essere tutti capaci, agricoltori o meno, di far diventare la vita, questa sequela di Gesù, di far diventare la nostra vita una grande responsabilità di fronte a questo giardino meraviglioso che è il mondo, che è la natura, perché noi non siamo l'ultima generazione che dovrà abitare il pianeta. I nostri figli, i nostri nipoti, i nostri bisnipoti dovranno poter continuare a bere l'acqua, a respirare l'aria, a coltivare la terra, perché noi dobbiamo essere attenti a custodire questo, non a distruggere. Un dato molto positivo del ritorno a Sabbioneta della tradizionale festa di Sant'Antonio Abate, che mancava da oltre 20 anni e che quindi segna in sostanza il ritorno ad una vocazione che esce la laurea esclusivamente culturale come quella che si è data a questa città, giustamente, io credo, e che allarga il tema della cultura anche al tema dell'agricoltura, che in realtà contiene molti elementi che dimostrano che le cose possono stare insieme. Signore, Dio creatore dell'universo, per tua grazia dai solchi della terra ogni stagione produce il suo frutto. Ricevi il nostro umile ringraziamento. Fa che possiamo sempre allietarci dei benefici del tuo amore. Dall'abbondanza dei tuoi doni siano nutriti gli affamati e tutti i poveri del mondo si riuniscano nella tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen. È una bella festa, c'è tanta gente, vedo che i venditori di macchine agricole sono molto impegnati, è un periodo abbastanza positivo, devo dire, per una parte di produzione, in particolare per la zootecnia suina o per la zootecnia da latte, quindi c'è voglia di tornare ad investire. Noi abbiamo messo a disposizione un sacco di risorse per le strutture e gli agricoltori che hanno questa tradizionale predisposizione si stanno guardando intorno e stanno comprando macchine, ammodernando le aziende, cioè c'è prospettiva, c'è futuro, quello che serve per celebrare nel modo degno una ricorrenza millenaria che è tornata a trovare spazio in questo territorio.